Buongiorno a tutti. Allora ragazzi, oggi facciamo un po' qualcosa di diverso. Abbiamo le salsicce, abbiamo la provola, abbiamo il prosciutto, abbiamo la besciamella, abbiamo il vino bianco, abbiamo il prezzemolo, abbiamo le troffe. Ma mo ci facciamo un bel piattino di troffe a forno con salsiccia che andiamo ad aggiungere anche del finocchietto, besciamella che andremo ad aromatizzare al prezzemolo e pepe. Poi andremo a cuocere le salsicce. Vabbè, voilà. Allora ragazzi, abbiamo sbudellato le nostre salsicce aggiungendo un po' di prosciutto affumicato in modo che dà un po' più di sapore, un po' più di carattere a questo composto. Poi abbiamo aperto le confezioni di besciamella perché non l'ho fatta io, quindi le abbiamo messe qua dentro, logicamente sono quelle di marca migliore, e abbiamo messo del prezzemolo. Adesso andremo ad aggiungere anche praticamente del pepe in modo che incomincia ad essere praticamente aromatizzata. Quindi il prezzemolo io non lo taglio mai, mai con il coltello perché altrimenti perde tutto il suo aroma. Ho trovato anche delle zucchine, quindi andremo, una volta terminata la cottura delle salsicce con il prosciutto e quindi aver fatto sfumare il vino bianco, aggiungeremo anche delle zucchine. Allora, per quanto riguarda la pasta, se la volete bene al dente, allora voi la besciamella richiede sempre una ventina di minuti per essere cotta. Voi durante la fase di preparazione della pasta, che passeranno un bel po' di tempo, tra i 10-15 minuti, se non di più, voi potete anche incominciare a dare una decina di minuti di cottura sul fuoco della besciamella, a fuoco lento, quindi potete già incominciare a dare una bella decina di minuti di cottura, dopodiché a forno quindi potete fare una cottura di meno, invece dei 20 minuti potete fare 10 minuti perché la pasta altrimenti diventa troppo molla. Voilà, allora iniziamo il nostro procedimento. Voilà, allora ragazzi, abbiamo acceso i nostri fornelli nel frattempo che noi praticamente cuciniamo tutto. Quindi ci conviene prima, aspettate, fare le nostre salsicce che richiederanno comunque una ventina di minuti, su per giù. Quindi possiamo anche già preparare quelle là e dopo pensiamo alla besciamella. La besciamella la possiamo mettere su questa fiamma piccola, quindi nel frattempo che si crea tutto il sughetto, sulla fiamma piccola la besciamella tende a riscaldarsi, non a bollere. Quindi la mettiamo qui e prendiamo quindi un pentolino con un coperchietto e possiamo, logicamente, vedete ho messo già il pepe, possiamo cominciare anche a dargli questa piccola botta di cottura in modo che in forno non deve stare per forza 20 minuti. Voilà, come vedete abbiamo messo, la fiamma è normalmente bassissima, coperchietto sopra, iniziamo a cuocere le nostre salsicce. Olio, logicamente sono ingredienti che non si dicono mai perché l'olio, il sale e il pepe sono obbligatori in una cucina. Voilà, abbiamo inserito anche dell'aglio in camicia in modo che escono i profumi dell'aglio ma non proprio l'essenza, quindi possiamo anche, una volta che ha fatto il suo lavoro l'aglio, possiamo anche toglierlo direttamente. E siccome ho anche dei funghi, aggiungiamo anche dei funghi. Voilà, siccome è un piatto abbastanza casareccio ed è molto saporito, voi più cose aggiungete e meglio è, quindi potete anche aggiungere volendo dei piselli se a voi piacciono.
quindi cioè qui praticamente non c'è limite. Allora ripetiamo la ricetta. Abbiamo aggiunto, che questo comunque adesso vado ad aggiungere la salsiccia, andremo a mettere il finocchietto, voilà, vedete, ho dimenticato il finocchietto che io adoro. Andiamo così a schiacciare un po' in modo che comincia ad uscire quel suo profumo. Non c'è bisogno neanche tanto di mischiare, perché comunque andrà tutto a cuocersi nella padella e quindi ci sarà questa esaltazione di profumo di finocchietto. Normalmente a Napoli diciamo che non c'è un problema, perché loro già la fanno con il finocchietto. Qua a Parigi purtroppo sono un po' indietro. La padella fuma, abbassiamo la fiamma, togliamo l'aglio che vabbè non si è proprio bruciato, meno male. Adesso aggiungiamo la nostra salsiccia. Voilà, e prendiamo ovviamente un'altra cucchiarella, perché quella è caduta, e fate rosolare per bene. Per rosolare per bene la carne ci vogliono una decina di minuti, e dopodiché andremo a mettere il vino e andremo a sfumare tutto il tempo necessario che sfuma il vino. La carne però deve essere rosolata bene, questa è una cosa molto importante. La carne di maiale va rosolata, va mangiata ben cotta, non dimenticatelo. Tenete anche un po' sopra in modo che i pezzi diventano più piccoli e quindi la cottura diventa poi molto più rapida, e girate per fare in modo che i pezzi si cuocino bene da tutte le parti. Noi, volendo, per dare anche maggiore sapore alla nostra besciamella, stesso adesso potete aggiungere un po' di prosciutto cotto affumicato, quello che noi abbiamo aggiunto qua dentro. Adesso aggiungeremo anche un pizzico qua. Voilà, ragazzi, ovviamente io quello che vi consiglierei, e si potrebbero aggiungere sali, pepi, varie spezie, prezzemolo e compagnia varia, però io ve lo consiglio di farlo subito dopo la sfumatura del vino. Subito dopo la sfumatura del vino andate ad aggiungere varie cose, il pepe, un po' di sale che sicuramente ci vuole, anche se dovete calcolare che la salsiccia normalmente dovrebbe avere una minima quantità di sale. Perché bisogna farla rosolare bene la carne? Perché la carne deve essere croccante in bocca. Se voi andate ad aggiungere il vino quando la carne non è ancora ben rosolata, dopo avrete una carne bollita. Quindi fatela rosolare per bene, ci vogliono una decina di minuti a fuoco lento e non aggressivo, e quindi poi potete aggiungere dopo la sfumata del vino, quindi avete tutto il tempo per preparare, potete aggiungere dei sali, dei pepi, delle spezie a cui voi piace particolarmente. Noi andremo ad aggiungere un altro po' di prezzemolo, perché tutto questo piatto è tutto con una sola spezia, in particolare il prezzemolo, quindi non utilizzeremo altre spezie. Quindi facciamolo ben diventare dorato. Alcuni già diventano dorati perché logicamente sono più piccoli, altri invece bisogna aspettare un po', quindi facciamoli diventare belli dorati e nel frattempo prepariamo un po' di prezzemolo. Voilà, siccome sono passati una decina di minuti, adesso la besciamella possiamo anche spegnerla. Ricordate che quando fate questo procedimento dovete spesso girare la besciamella, perché la besciamella tende a
a cuocersi troppo, dopo risulta un problema. Noi dobbiamo solo dargli una prima botta di cottura per evitare di fare 20 minuti al forno, che la pasta praticamente si cuoce. Allora, tutta ben rosolata la nostra salsiccia, adesso spegniamo anche sotto la besciamella che abbiamo anche girato, e quindi adesso introduciamo il nostro vino bianco. Voilà, che facciamo adesso sfumare. Lo facciamo leggermente, lo facciamo logicamente sfumare tutto, che per sfumare tutto richiede un'altra decina di minuti. In questo caso qui, siccome c'è un liquido che deve essere sfumato, potete anche alzare la fiamma della vostra dove sta la padella. Quindi fate sfumare adesso il vino. Quindi abbiamo preparato anche il prezzemolo. Una volta che il vino si sarà sfumato, andremo a introdurre questi altri ingredienti che facciamo cuocere per un'altra decina di minuti. Voilà, l'odore del vino che sfuma è qualcosa di mega galattico. Quindi continuate la cottura fino a quando non si è asciugato tutto il vino. Voilà, ragazzi, vino quasi sfumato del tutto. Adesso ci aggiungiamo le nostre zucchine, che poi incominceranno a cacciare la loro acqua di vegetazione. Nel frattempo abbiamo atteso per la pasta. Quindi le nostre zucchine possiamo adesso abbassare un po' la fiamma e il prezzemolo. Per quanto riguarda i funghi, aspettiamo un po' che le zucchine s'ammosciano, poche parole. Aggiungeremo un po' di pepe, anche se poi l'abbiamo aggiunto nella besciamella, quindi non c'è stesso bisogno. Quindi 10 minuti si ammosciano. Per quando si sono un po' ammosciate le nostre zucchine, possiamo anche aggiungere i nostri funghi. Abbiamo aggiunto un po' di prezzemolo, l'altro l'ho rimasto per dopo. Abbiamo tagliato anche la provola, il parmigiano reggiano ci sta. Adesso facciamo anche un'altra cosa, e accendere il forno. Il forno facciamo a 200 gradi e cominciamo ad accendere. Voilà. Allora ragazzi, anche in questo caso vi raccomando di far appassire bene le zucchine senza aggiungere l'acqua. Voi non dovete mai aggiungere l'acqua in questi piatti, perché altrimenti durante la fase di cottura queste zucchine, per esempio, se aggiungiamo l'acqua diventano bollite. Noi dobbiamo avere il sapore della zucchina, quindi non aggiungete acqua. Quello che dovete fare per evitare che le cose brucino è che ogni tanto poi dovete girare, perché altrimenti se non girate mai tutte le cose tendono a bruciarsi. Arrivate a questo punto che molte zucchine si sono già dorate, possiamo aggiungere anche i nostri funghi champignon. Ricordate che i vegetali durante la fase della cottura cacciano la loro acqua di vegetazione, quindi già quella è, diciamo, fondamentale, già quella che è importante. Un'altra cosa che è molto importante è che se voi tagliate le zucchine, le tagliate belle fini, in questo caso, quindi molto fine, vedete che le zucchine si cuociono subito, mentre se poi le tagliate, mamma, come fai questo formaggio francese? Mamma, tutto pronto.
Adesso possiamo spegnere, perché nel frattempo la pasta ancora deve bollire, cioè l'acqua ancora deve bollire. Tutto pronto qui, salato bene, pepato bene. Vi consiglio sempre di assaggiare i vostri piatti durante la fase di preparazione. Qui dobbiamo obbligatoriamente aspettare, però onestamente adesso ci penso. Voilà. La abbassiamo in modo che rimane sempre attiva. Allora qui faremo 3 minuti di cottura, semplicemente per ammorbidire un po' la pasta. Quindi faremo 3 minuti di cottura, dopo la pasta la andremo a introdurre nel sughetto, andremo a mettere la besciamella e quindi dalla besciamella passeremo, dalla pentola passeremo diretto alla... Andremo a mantecare, scusatemi, prima con la provola e il parmigiano e poi andiamo a mettere tutto nella pirofila. Voilà, allora ragazzi, abbiamo abbassato al massimo il fuoco, abbiamo introdotto la nostra besciamella dentro, l'acqua in ebollizione, abbiamo messo le nostre troppe che le faremo cuocere per giusto 3 minuti, non di più, altrimenti diventano una pappetta. E quindi passati questi 3 minuti, dopo andiamo a mettere la pasta, mantechiamo con i formaggi. Logicamente vi ricordo che i formaggi si mantecano sempre fuori dal fuoco, altrimenti diventano una polpetta. E dopodiché introduciamo tutto questo nella pirofila e in forno. Andremo a mettere un po' di pomodorini sopra per dare un'acidità, un po' di prezzemolo e voilà, il piatto poi è pronto. Voilà ragazzi, l'odorino che esce non ve lo potete neanche immaginare. Ho voluto mettere giusto un minutino a mescolare con la fiamma sotto in modo che si condensa bene tutto. Adesso togliamo dal fuoco ed andremo ad aggiungere praticamente i formaggi, quindi andremo a mettere la nostra provola e poi dopo il parmigiano. Purtroppo è un'operazione che devo fare a 2 mani. Buono! Allora ragazzi, io consiglierei 15 minuti a forno, considerato che la besciamella ha preso già tutte queste cotture, quindi 15 minuti a forno, pronto il vostro piatto. Voilà ragazzi, piatto terminato. Piatto terminato, un odorino delizioso. Buon appetito a tutti.